Riconoscere il Covid-19 da un colpo di tosse, dal respiro e dalla voce, un'app a cui lavorano anche italiani all'Università di Cambridge. Il corrispondente Marco Barbello. Se il Covid-19 attacca le vie respiratorie è uno strumento diagnostico, può essere il cambiamento nella voce del contagiato. All'Università di Cambridge si lavora ad un software di rilevamento vocale. Adesso stiamo raccogliendo i dati della voce, della tosse e il suono del respiro, un po' come i dottori usavano una volta ascoltandoci da vicino. La voce è stata suggerita da alcuni medici come un suono che poteva essere particolarmente interessante nello stadio iniziale della malattia. La tosse è caratteristica, è una tosse secca e la voce potrebbe essere una cosa promettente prima della tosse. Team di ricercatori in gran parte italiano coordinato dalla professoressa Cecilia Masco. L'obiettivo è raccogliere registrazioni per una banca dati di soggetti positivi e non. In pochi giorni migliaia di adesioni volontarie da tutto il mondo. Quella sul sito è già inglese e italiano, mentre quella sullo smartphone avrà già 6 o 8 lingue al lancio e ci piacerebbe renderla globale. Progetto in parte finanziato dal Fondo Europeo per la Ricerca. Tempi brevi se la collaborazione di pazienti e non sarà ampia. In qualche settimana la banca dati sarà sufficiente. L'application su computer o cellulare sarà pronta per i test clinici sul campo.